Buongiorno bellissimi, giorno 84. Ieri abbiamo passato l'intera giornata a visitare Osh e siamo riusciti ad allontanarci di appena 5-6 km e durante la notte siamo arrivati in questo boschetto che non avevamo visto neanche noi perché era tutto buio. È molto carino, siamo fortunati. Adesso sbarrichiamo un po' tutto quanto e ripartiamo. Oggi facciamo qualche chilometro per compensare quelli che non abbiamo fatto ieri per vedere la città. Oggi ne facciamo 47. Ti ammazzo. C'è delle umane! Delle umane! Ciao! Ciao, buongiorno! Aiutatemi per favore perché non sopporto più i meno! Buongiorno. E dopo 2 anni di viaggi vediamo i primi segni di cedimento di questa tenda. Adesso vediamo di provare a rinforzarla con un po' di scotch. Hai fatto la cacca ieri? Eccoci, allora mi sa proprio che oggi non li facciamo 47 km anche perché tra una cosa e l'altra partiamo solo alle 9 del mattino. Il tempo è strano, era pulitissimo il cielo fino a un'ora fa, poi è diventato tutto grigio, adesso ci sono delle nuvole un po' bianche, un po' staccate tra di loro. Sì, boh, guardate, strano. è veramente strano. Stava quasi per morire. Ore 10, questa è la prima volta che porto Marta in esplorazioni alla Indiana Jones. Senza Lino il carrellino finalmente lo posso fare. E abbiamo trovato oro! Stiamo attraversando in realtà un ruscelletto, però è divertente perché abbiamo scalato tipo una parte piena di rovi e cose che si appiccicavano al corpo. Adesso dobbiamo attraversare questo fiumiciattolo e risalire dall'altra parte. Diciamo che è ancora a livello principiante, però si comincia così. Questo è il livello principante? Oddio. Ok, ce l'abbiamo fatta e adesso dobbiamo andare di là di questo campo di girasoli. Ma come mai ce l'abbiamo fatta? Ci manca ancora tanto, non usciremo mai! Che bimba. Scusa, permesso. Ehi, oh, grazie. Oh, ok. E l'abbiamo ritrovato. Questo è il sito Route d'Artagnan. Interessante. Guarda papà, che signora così bella! Ore 11:30 siamo arrivati a Baran. E abbiamo visto che forse c'è un supermercatino, un negozietto, un'epicerie, però chiude tra tipo 20 minuti, quindi siamo proprio a pelo. Anche perché non ricordo se ve l'ho detto, ma dobbiamo fare qualcosa come 45-50 km fino al prossimo paese, diciamo abbastanza grande con un vero supermercato, e sulla mappa non avevamo visto nulla di intermedio. Infatti questo è una sorpresa. E invece è chiuso. E vabbè, abbiamo il nostro cibo. Abbiamo già fatto 10 km. Il mio è meglio, no? No. Buon appetito! È l'una, abbiamo fatto un riposino di 1 ora e mezza e adesso ripartiamo in direzione l'isola di Noè, 5 km. E mentre ci andiamo attraversiamo il villaggio di Baran. Che si presenta come una lunga strada dritta con pittoresche case ai lati. E quello è uno strano campanile.
Ah, qua dice che la chiesa è dedicata a San Giovanni Battista, ma la cosa ancora più interessante è che Barran, questo paesino, era famoso per le sue chiocciole, con le quali facevano delle gomme da masticare per prevenire la tosse. Ok, è piccolo e vuoto, ma sembra avere delle cose interessanti questo paesino. In compenso non abbiamo trovato neanche una fontanella d'acqua. E invece, e invece, e invece, e invece, e invece, e invece l'abbiamo trovata. Ore 2:30, siamo all'Île de Noé. Chissà se ci sono tanti animali. Un elefante, sì! Ok, non abbiamo trovato animali, ma a parte un castello che non abbiamo potuto esplorare perché c'era un evento, abbiamo trovato un piccolo tipo bed and breakfast, ma fatto in casa per pellegrini del cammino. Siamo entrati giusto per qualche informazione, per curiosità. Abbiamo scoperto che costa 15 euro la notte, 5 euro per fare la colazione il giorno dopo, e la storia più interessante è quella della proprietaria che dall'Inghilterra, in Inghilterra ha venduto il suo pub il giorno stesso in cui ha deciso di venderlo, e il giorno dopo ha trovato l'articolo di questo edificio in vendita, e senza sapere francese, senza sapere niente della Francia, l'ha comprato, è venuta qua e poi, conoscendo un italiano, ha avuto l'idea di creare queste stanze per i pellegrini. L'italiano era un pellegrino. E informazione ancora più importante, ci ha fatto bere della buonissima acqua fresca con limone e zenzero. Ci sono così tanti cartelli che quasi mi confondo. Guardate che mela gigantesca, è grande come la mia testa. Buona. E sono le 4:30 e siamo a 18 km fatti. È il momento di una pausettina. Sì, no? Non vi preoccupate, sono ancora viva. Ripartenza a ore 5. Marta mi fa notare che adesso i dolori non sono più tanto ai piedi e alle gambe, ma più a spalle e schiena. Anch'io ho avuto lo stesso processo. E siamo giunti a Montesquieu. Montesquieu. Sono le 6:10, siamo ancora a Montesquieu e ci mancano ancora un 4-5 km per finire la giornata, però abbiamo pensato di mangiare qualcosa qua, poi ripartiamo anche se farà un po' più buietto. Oggi la casa propone per cena mini penne per Marta e pesce per me. Buon appetito! Buon appétit. Ore 7:10, ancora un'oretta di camminata e poi ci fermiamo. Allora, effettivamente dobbiamo dire che questo cammino ci sta portando in paesini uno più bello dell'altro. Hanno veramente qualcosa di speciale, di caratteristico. Ok, abbiamo trovato un praticello dove ci fermeremo stanotte, esattamente in questo angolino qua. E anche oggi un altro Giorgio è andato al termine. Grazie per aver viaggiato con noi e ci vediamo domani. Ciao bellissimi, buonanotte.
Buongiorno bellissimi, giorno 85. Come sapete ieri abbiamo concluso i 25 km di sera e ci siamo fermati in un campo completamente scoperto e non ci aspettavamo che stanotte avrebbe piovuto. Quindi ci siamo svegliati alle 5 del mattino con le prime gocce di pioggia sulla tenda e ci siamo improvvisamente ricordati che gli zaini erano fuori ed erano completamente alla mercé della pioggia. Quindi ci siamo svegliati, siamo usciti, ci siamo lavati, abbiamo sistemato gli zaini sotto la tenda e abbiamo scoperto che ci stanno tutti e due sotto al telo davanti alla tenda. Cioè incredibile, una tenda monoposto, quindi che dovrebbe essere per una sola persona, che riesce a tenere due persone anche abbastanza comode e due zaini. Oggi finalmente dovremo raggiungere Marciac, il paese con degli alimentari. Ieri abbiamo razionato un po' le scorte, stamattina abbiamo fatto colazione veramente con il poco che restava e abbiamo anche un pranzo di riserva con sardine, pesce anche per Marta e qualche fetta di pane. Quindi speriamo di raggiungere questo paese il prima possibile. Ore 10:30 e siamo a Puy-le-Bon. Stiamo facendo una certa fatica ad avanzare, abbiamo dormito abbastanza malino e quindi siamo stanchi. Ore 11:30 e siamo a 6,5 km fatti. Ok, mezzogiorno facciamo una pausa pranzo. Abbiamo anche appeso il telo che col vento magari si asciuga un po' o vola via. Buon appetito! E queste sono le ultime scorte. Ok, è mezzogiorno e mezzo, abbiamo sbaraccato tutto e c'è un sacco di vento ed è arrivata la pioggia. È molto giorno di merda! è molto sottile e non si vede, ma ce n'è tanta. Adesso ci mettiamo gli impermeabili e vediamo se ripartire subito o rimanere un attimo coperti e aspettiamo. Che? È un video. 1:45 ripartiamo. Abbiamo fatto uno scambio tecnico tattico degli impermeabili perché questo è molto più grande e adesso sta uscendo il sole. E siamo giunti nell'ultimo dei 3 borghetti prima del paesone. Non abbiamo idea nessuno dei due di come si pronunci questa cosa con la E con i due puntini. Sì. E comunque il tempo sta scherzando con noi, ci fa mettere gli impermeabili, poi esce il sole, poi fa di nuovo freddo. Oggi è un problema di ormoni. Il tempo è un problema ormonale. Neanche detto. E sono le 3 e siamo a Marciac. Ore 3:30. Adesso possiamo sognare di mangiare di nuovo quello che vogliamo. Basta pesce per oggi. Sono le 4:15, abbiamo fatto un bel giro, abbiamo pregustato con gli occhi. Abbiamo cibo! Abbiamo un sacco di cibo. Adesso facciamo la merenda più merendosa che sia mai stata fatta. Abbiamo yogurt, latte una merenda e di le un petit bambino beignets. di 6 anni, no? La colonna sonora è importante. Questi beignets sono strabuoni. Sono come dei piccoli krafen. Marmellata o cioccolato? Diceva Marta che i classici sono cioccolata o marmellata e ci sono anche vuoti. Mi ricordano veramente tanto i krafen, solo che sono un po' più piccolini e burrosi.
Eccoci, sono le 6 e adesso ripartiamo da Marciac e andiamo alla ricerca di un posto dove accamparci. Prima di uscire dalla cittadina, che tra l'altro abbiamo trovato molto carina, abbiamo trovato questa cosa particolare, questa struttura con queste finestrelle, dove guardate cosa succede se metto la mano. C'est sûr, c'est certain, c'est acquis, ça va chauffer ce soir à Marciac. Carinissimo, bellissima idea. E ce n'è 5, ogni buco fa una musica diversa. E adesso ci appropinquiamo a fare quella che probabilmente sarà l'ultima salita della giornata. O della mia vita. Ok, ore 6:20, abbiamo trovato un angolino nel bosco. Non è perfettamente pianeggiante né completamente riparato, però non è male ed è vicino. Adesso troviamo un modo di accamparci. Adottiamo uno. Ok, è accaduto qualcosa che speravamo tanto non accadesse, e cioè che questa asta, che si era dimostrata un po' debole, si è spaccata. Adesso dobbiamo trovare una soluzione temporanea e poi vedere cosa fare. No, non era io, prometto. Ok, sembra reggere. Praticamente l'asta è venuta più corta, ma di poco, di 2 centimetri neanche. E infatti la tenda sembra neanche risentirne. Chissà, magari resiste un po'. Sembra che non abbia subito nessun danno. Sembra perfetta, fortissima. E adesso mangiamo. Sono le 9 meno un quarto. Sarebbe anche ora. E detto ciò, vi diamo la buonanotte, grazie per essere venuti con noi anche oggi. Ci vediamo domani e vi diremo se la tenda ha retto. Ciao bellissimi. Sono le 11 meno 10 e ci sono passati sopra, c'è passato sopra un elicottero che è fermo a una certa distanza, che fa sto casino, non so se sentite. E ci domandiamo, ma cosa ci fa un elicottero a Marciac?